Non accetto i compromessi della vecchia politica, il non ci sto del presidente Fedriga sulla crisi di maggioranza, salta l'incontro con la premier Meloni a riposo con la febbre. La crisi è una scusa per ottenere il terzo mandato, rispondono in coro gli esponenti di PD e Movimento 5 Stelle di fronte alla crepa apertasi nella maggioranza regionale. Il popolo Novo via in piazza per chiedere lo stop al progetto dopo quanto accaduto sulla variante nella commissione comunale competente. Furto con spaccata nello storico negozio di calzature d'Onda in Largo Barriera, il titolare è l'ennesimo episodio in zona, vogliamo i controlli notturni. Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla Tirso di Muggia, il gruppo Roncadina annuncia il disimpegno sul sito industriale, la rabbia di regione e sindacati. 300 nuovi alloggi ATER dislocati fra i 6 comuni della provincia, via alle nuove assegnazioni, il presidente Mosetti ha illustrato i nuovi bandi. Basket, se la terza partita con Brescia di giovedì si giocherà al Palaverde di Treviso, sarà in una zona blindata dalla polizia per evitare scontri tra tifoserie. Sull'opzione Trieste pende il ricorso CONI. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Non sono disposto ad accettare i compromessi della vecchia politica, così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha risposto alle domande sulla crisi di maggioranza regionale a margine di un incontro sull'Italia delle regioni in corso a Venezia. Vediamo. Sono giorni difficili per lei? No, no, giorni difficili non lo sono per nulla. Non sono giorni difficili, no. Che cosa accadrà nelle prossime ore? No, vediamo, però io voglio prendere un impegno, dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, che la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta da dare ai cittadini. E io voglio interpretare anche questa crisi in Friuli Venezia Giulia in questo modo. Dopo non so come andrà a finire. Però voglio dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso. Il giorno dopo la deflagrazione della crisi di maggioranza regionale, il governatore Massimiliano Fedriga risponde col sorriso alle domande del nostro cronista Cristian Arboit a margine del summit L'Italia delle regioni a Venezia, ma marca chiaramente i confini su ciò che è disposto ad accettare da Fratelli d'Italia dopo l'apertura della crepa sul fronte sanitario da parte del ministro pordenonese Luca Ciriani. La cosa che tendo a non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto dei giornali nazionali dove mischiano le cose, non c'entra nulla sul terzo mandato. Perché è nata questa crisi, ce lo vuole spiegare? È evidente, mi sembra, sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontano dalla realtà rispetto all'azione di governo della regione che ha un enorme consenso fortunatamente da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Intanto nel pomeriggio, in tema di terzo mandato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alla Corte Costituzionale la legge della Provincia Autonoma di Trento che prevedeva questa possibilità e lo ha fatto dopo un aspro confronto e con il voto contrario dei ministri della Lega. Lo scontro tra i partiti continua a distanza con il ministro Luca Ciriani che a chi gli chiedeva se si risolverà la crisi in Friuli Venezia Giulia ha risposto bisogna chiederlo a Fedriga, è lui che l'ha aperta, mentre il Carroccio addita proprio il ministro e le sue continue dichiarazioni critiche contro l'operato della giunta regionale di cui Fratelli d'Italia fa parte. Io penso che su tutto non soltanto si possa, ma si debba fare un ragionamento, poi le conclusioni si decidono insieme, ma non esiste cosa di cui non si possa discutere. Ho capito che è interessato a Friuli Venezia Giulia, ma ho risposto. E duri commenti del senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e di Francesco Russo del Partito Democratico riguardo la crisi nel centrodestra innescato a loro detta per giochi di potere e poltrone legate al terzo mandato. Vediamo. Dopo 7 anni di giunta Fedriga i nodi vengono al pettine perché pur potendo il centrodestra continuare a blaterare rispetto alle responsabilità di chi governava prima, sono da 7 anni che governano la regione e il sistema sanitario regionale è in crisi profonda. 7 assessori che non si dimettono ma rimettono le deleghe, che è un mezzo scherzo.
E d'altra parte però la testardaggine del Presidente Fedriga che dimostra che alla fine tiene soltanto la sua cadrega. Duri commenti dell'opposizione dal senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. In superficie il problema legato alla sanità, vedi le dichiarazioni del ministro Ciriani sull'ospedale di Pordenone, che hanno aperto al confronto nel centrodestra, ma di fondo, secondo Dem e Pentastellati, la questione riguarda il terzo mandato, in uno scacchiere di tempistiche e strategie che si traducono in mosse che possono avere una loro evoluzione proprio a partire da questa situazione di crisi, con scenari che danno margine anche all'ipotesi di elezioni anticipate. In realtà questo è strumentale rispetto al tema dei giochi di potere che riguardano il terzo mandato. Si apre una finta crisi di maggioranza esclusivamente per mettere dei paletti, no? Tra le forze di maggioranza stessa. Credo che questo sia surreale, non è questo ciò di cui ha bisogno la Regione ha bisogno di essere governata bene, soprattutto in quelle materie dove c'è una maggiore sensibilità dal punto di vista proprio dei servizi che vengono dati e offerti ai cittadini, e la sanità è sicuramente il primo tra questi. Il tema vero è il terzo mandato. Poi la cosa triste in questo scenario ulteriormente è il fatto che il detonatore sia la salute, la sanità, la crisi della sanità. Finalmente anche Fratelli d'Italia si accorge che in questa regione sulla sanità si è fatto malissimo, che gli ospedali crollano a pezzi, che le liste d'attesa sono sempre più lunghe, e era ora che se ne accorgesse anche loro, i cittadini l'avevano già fatto da tempo. E le onorevoli di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni e Deborah Serracchiani del Partito Democratico, a commento della crisi del centrodestra regionale, abbiamo raccolto i loro commenti. Sentiamo. Sotto il sfondo, come ho detto prima, il convitato di pietra di questa crisi è il terzo mandato, senza dubbio. Siamo ben tutti consapevoli che non è l'ospedale di Pordenone il problema. Quindi adesso cerchiamo di lavorare assieme, continuiamo a lavorare assieme. Per Fratelli d'Italia e soprattutto per Fratelli d'Italia Trieste non cambia assolutamente niente nei rapporti nella maggioranza. Fugando il dubbio che la crisi nel centrodestra sia da ricondurre a una situazione sicuramente importante ma isolata, come la criticità dell'ospedale di Pordenone, bensì alle diverse vedute sull'ipotesi del terzo mandato, l'onorevole Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia si è espressa in primis augurando che la situazione possa rientrare dopo il confronto tra Fedriga e Meloni, ma in seconda battuta descrivendo uno scenario che potrebbe essere percorribile in caso di mancata riconciliazione tra le parti. Se il Presidente viene sfiduciato entro metà mandato, è possibile per lui ripresentarsi per un terzo, diciamo, mandato, perché non sarebbe scattato il secondo sì, esattamente. Sì. Quindi tendenzialmente se si facesse Fedriga si potrebbe ripresentare. È ovvio che noi vogliamo lavorare di squadra fino al 2028. Più severo ma sulla stessa linea circa le motivazioni causa-effetto il commento dell'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico, che parla di spettacolo poco edificante per i cittadini allestito solo per questioni di potere. Una crisi politica, come dire, è sempre un problema per chi oggi è governato da chi pensa magari al proprio destino personale o alla propria poltrona. Insomma, io non ho capito ancora qual è il problema, cioè, nel senso che mi sembra che il problema sia il terzo mandato di Fedriga, sì o no. Se questa si chiama verifica politica, allora è una politica un po' bassa. Io mi auguro invece che si pensi ai cittadini, che si pensi alla regione Friuli-Venezia Giulia, che si pensi al Paese, anche perché in questo momento abbiamo bisogno veramente di vincere delle sfide importanti e abbiamo bisogno di un Friuli-Venezia Giulia forte. Non so quali saranno le decisioni del centrodestra, mi pare che lo spettacolo non sia edificante. Ci spostiamo subito in Piazza Unità, dove c'è il nostro Gianluca Paladin per la manifestazione contro l'Ovovia, no Ovovia, appunto in piazza. Buonasera Gianluca, a te la linea. Sì, buonasera a tutti. Effettivamente il popolo no Ovovia si è concentrato qui in Piazza Unità, sentite anche gli applausi, le grida, i megafoni, le pentole, i fischietti, tutti sono stati chiamati a raccolta per portare la loro voce qui in Piazza dell'Unità d'Italia, mentre è in corso il Consiglio, la seduta di Consiglio Comunale iniziata alle ore 19. William Starz, portavoce del Comitato, ha ricordato l'iter, i vari passaggi che hanno portato fin qui, citando le varie deleghe e varianti. Adesso stanno riprendendo la parola le persone che appunto spiegano anche le ragioni perché sono scese
in piazza, un'opera considerata negativa, impattante per la città di Trieste, non propedeutica proprio al benessere della città. Qualche consigliere prima si è affacciato dal balcone del comune per assistere alle scene, non solamente gli attivisti del comitato ma anche gente comune e vari esponenti politici proprio per mostrare quindi il loro sostegno a chi è sceso in piazza quest'oggi. Più tardi, fra poco, sempre all'interno dello spazio del nostro telegiornale, noi cercheremo di darvi una prospettiva più dall'alto della situazione, anche se il nostro Alessandro Carelli già vi ha mostrato qualcosa. Parliamo di qualche centinaio di persone sicuramente, ma avremo numeri più precisi fra poco. Intanto possiamo sentire le parole proprio di William Starz, portavoce del comitato No Ovovia, che abbiamo intervistato. Dunque sentiamolo. È una chiamata più che per i contrari della capinovia, per tutti quelli che hanno a cuore le sorti della nostra democrazia, perché qui su questa vicenda della capinovia siamo andati oltre, al di là di non interpretare in maniera corretta le leggi e le normative, si sono voluti forzare anche elementi basilari del funzionamento del Consiglio Comunale, tagliando la discussione in commissione su aspetti importantissimi. Non è possibile che 3.136 opposizioni e osservazioni, nessuna è stata accolta. Qui non stavamo parlando di cose irrilevanti, una gran parte delle osservazioni delle opposizioni erano fondate scientificamente. Si è preferito non rispondere e tagliare. Aspettiamo di vedere cosa succederà in Consiglio, chiamando ognuno dei consiglieri alle loro responsabilità. E torneremo fra poco a collegarci nuovamente con Gianluca Paladin per il proseguo della manifestazione No Ovovia in concomitanza con il Consiglio Comunale di Trieste. Ma ora passiamo alla cronaca, perché c'è stato l'ennesimo furto con spaccata a Trieste, colpito nella notte fra sabato e domenica lo storico negozio Donda in Largo Barriera. Ignoti sono entrati nell'esercizio commerciale dopo aver infranto la porta a vetro e hanno rubato il fondocassa. Vediamo. Sì, purtroppo era dal 1954 che non ci accadeva assolutamente niente. Trieste era una città tranquilla, lo è stata da sempre, proprio da sempre, e purtroppo oggi non è più così. Anche lo storico negozio Donda in Largo Barriera entra nel bilancio degli esercizi commerciali colpiti dai ladri, furti con spaccato ormai all'ordine del giorno. A Trieste è emergenza. Il fatto è avvenuto sabato sera, i ladri hanno infranto la portavetri e asportato il fondocassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ladro o i ladri però non hanno fatto i conti con le telecamere esterne presenti in zona, che puntano proprio sui negozi della piazza. Ha rubato denaro, hanno lasciato monetine, anche 30 euro in monetine, per cui diciamo che poveri non erano. E per fortuna non hanno rubato merce, perché chiaramente è impossibile da portare via facilmente, no? Oltre ai soldi rubati, da calcolare anche i danni al negozio, a partire dalla porta. Totalmente divelta, buttata a terra, anche nella caduta il vetro ha fatto dei danni all'interno. Poi nella ricerca spasmodica del denaro hanno anche rovesciato e messo a soqquadro tutto, buttato per terra il computer, spaccato degli occhiali, insomma ha fatto danni a non finire, cavi staccati, ore e ore di lavoro per rimettere in sesto l'azienda. Infine un appello da lanciare: questa una volta era zona rossa con più controlli. Bisogna controllare molto di più la notte, secondo me, che sta diventando veramente un momento di vuoto, di terra di nessuno. È l'ennesima colpo al commercio, non siamo i primi, non saremo ahimè gli ultimi, mentre vorremmo essere fortemente gli ultimi. Tutto da rifare per l'acquisizione della Tirso. Il gruppo Roncadin ha annunciato il suo disimpegno. La Regione e i sindacati esprimono tutta la loro preoccupazione. Vediamo il servizio. La nostra intenzione è quella di chiedere urgentemente un incontro alla Regione per metterci al tavolo e ridiscutere un po' tutti gli assetti e capire quali sono le prospettive future per queste lavoratrici e per questi lavoratori.
Un fulmine si abbatte sulla Tirso. Il gruppo Roncadin ha deciso di interrompere il percorso intrapreso per l'acquisizione del ramo d'aziende e per la conseguente garanzia della salvaguardia industriale e occupazionale del sito di Muggia. Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia dopo aver ricevuto la comunicazione del gruppo. La decisione, a dire di Roncadin, è dovuta agli sviluppi più recenti che hanno fatto emergere diverse rilevanti e improvviste incognite in merito all'operazione Tirso. Sviluppi tali da non permettere al gruppo di avere garanzie in merito ai costi effettivi del ramo d'azienda e ai tempi di attuazione della cessione, alla luce del percorso di composizione negoziata della crisi avviata dall'industria tessile a fine 2024. L'amministrazione regionale, tramite gli assessori a lavoro e attività produttive Rosolene e Bini, comunica il proprio disappunto. La regione, scrivono gli assessori, continuerà in raccordo con le parti sociali e il territorio a lavorare per una soluzione che tuteli posti di lavoro e vocazioni industriali di Muggia. Parliamo sempre di 160 lavoratrici e lavoratori che ad oggi si ritrovano in una situazione nuovamente di impasse, quindi siamo sprovvisti anche noi per quanto riguarda, per capire un po' quale sarà la situazione da qua a settembre che scade la CIGO. Da parte nostra un po' di perplessità e eravamo dubbiosi, no? Perché fino a quando non si trova una soluzione con tutti gli interlocutori non si possono dare delle garanzie concrete. Avevamo fatto un incontro sia in Regione che anche con la stessa Roncadin, per noi alcune prospettive erano buone, poi dobbiamo capire che si portano avanti queste trattative con N interlocutori, che è una cosa secondo noi fondamentale. Purtroppo ritorniamo nella medesima situazione di qualche mese fa. L'ex ministro del lavoro Andrea Orlando ha fatto visita ai lavoratori della Flex fuori dai cancelli dello stabilimento insieme ad alcuni esponenti regionali del Partito Democratico. Focus sulle crisi industriali del nostro territorio. Ci sono realtà come questa dove si chiude e non si trovano sbocchi occupazionali, e poi ci sono realtà dove non si trovano lavoratori formati, perché nel frattempo se ne sono andati a lavorare in altri paesi. Su questo grava in modo fortissimo il tema dei salari, che è stata la grande rimozione di questo governo. Questo paese resta un paese industriale se è in grado di trattenere la manodopera, e la manodopera si trattiene con salari più alti. Per far fronte alle crisi industriali il governo dovrebbe fare di più, soprattutto sui salari, ma non solo. Ne è convinto l'ex ministro del lavoro, oggi responsabile delle politiche industriali del Partito Democratico, Andrea Orlando, che ha incontrato a Trieste le rappresentanze sindacali dei 350 lavoratori della Flex, il cui destino è legato all'avvertenza con il fondo Faircap, che dovrà trovare un altro acquirente per l'azienda. Al primo appuntamento in regione del viaggio del PD nelle realtà industriali erano presenti la segretaria regionale Caterina Conti, la deputata Deborah Serracchiani e i consiglieri regionali Russo e Cosolini. Quella della Flex, oggi Adriatronics, è una crisi emblematica di tante altre situazioni presenti in Italia. Fondi speculativi che acquistano imprese per chiudere o per depotenziare nel momento in cui quelle imprese sarebbero strategiche per qualunque disegno industriale a livello nazionale ed europeo. Da Ministro del Lavoro sono stato autore di una legge che contrastava i processi di delocalizzazione selvaggia, però non basta dirlo, bisogna costruire le condizioni. Non è ammissibile che mentre l'Europa parla di autonomia strategica, di reindustrializzazione, si distruggano pezzi di un patrimonio industriale che è assolutamente insostituibile, perché quando si chiude una realtà come questa per ricomporre la capacità professionale e produttiva occorrono poi molti anni, non è che il giorno dopo si riaccende l'interruttore e si riparte. Allora, questa sera torna il caffè dello sport insieme a Marco Stabili. Dalle 21:10 ci saranno Attilio Tessera, allenatore della Triestina, Roberto De Grassi, giornalista del Piccolo, Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, e Roberto Urizio, giornalista di City Sport. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Torniamo ora a collegarci con Piazza Unità, con il Consiglio Comunale, dove si trova il nostro Gianluca Paladin per seguire non soltanto la seduta appunto dell'Aula, ma soprattutto la manifestazione contro l'Ovovia, contro la cabinovia. Allora, torniamo, vedo già le immagini, ecco, le vediamo proprio dall'esterno proprio dell'Aula del Consiglio Comunale. Allora, a te nuovamente la linea, Gianluca.
Sì, Laura, esatto, come vedete la seduta d'aula di Consiglio Comunale è in corso, peraltro tema cabinovia che non era stato inserito all'ordine del giorno, anche se qualche passaggio è stato fatto, ma avevo promesso di farvi vedere da un'angolazione diversa, da una posizione diversa, quello che succede in Piazza dell'Unità d'Italia, e siamo usciti nel terrazzo con le immagini di Alessandro Carelli per mostrarvi la situazione. La questura parla di almeno 500 persone, un numero che potrebbe essere anche salito, quindi possiamo dire almeno 500 persone o comunque di più. I cartelli che adesso possiamo ben vedere dall'alto: ovo via ora basta, ovo via la grande idiozia, riprendiamoci la città, no ovo via sì il tram, l'ovo via ci lascerà tutti in mutande, insomma tutti gli slogan che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ma adesso dall'alto proprio possiamo mostrarvi la massa di gente che si è assiepata sotto il municipio mentre i relatori si avvicendano al megafono e al microfono per far sentire le loro ragioni e le loro voci, come vi abbiamo spiegato anche in sede di primo collegamento. Continua ad andare avanti la seduta d'aula, dove qualche passaggio sulla cabinovia, ovviamente per quello che sta succedendo qua sotto, è stato fatto, ma non era stato inserito all'ordine del giorno. E adesso, come vedete, la folla viene arringata anche dai relatori e riparte la musica, i tamburi, le sirene, le grida, le canzoni e i fischietti, tutti a far sentire qua la loro voce per dire no al progetto della cabinovia. Questa è la situazione che vi abbiamo e vi stiamo mostrando in diretta da una delle terrazze del municipio di Trieste. Secondo la questura più di 500 persone, probabilmente qualcosina di più. Naturalmente poi anche nelle giornate di domani verrà fatto un bilancio più alto. È tutto dal comune di Trieste, dove va in scena la protesta del comitato Nuovo Via, che ha chiamato centinaia di persone a raccolta per continuare a protestare contro questo progetto. Dall'alto vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin. Allora l'avete visto nelle immagini, centinaia di persone a manifestare giù in piazza, e naturalmente il tema ovo via, pur non essendo stato messo a calepino come si dice in gergo tecnico, è stato trattato anche all'interno del Consiglio Comunale. Ne parleremo ancora nel telegiornale di domani. Intanto sono stati presentati i nuovi bandi ATER, molto attesi anche in città per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Si punta alla consegna di in tutto 300 alloggi. Vediamo il servizio. I criteri di accesso sono gli stessi del precedente, con l'unica novità del requisito dei 2 anni continuativi in regione rispetto a quello precedente, che invece erano i 5 anni negli ultimi 8 in regione. È la novità sui nuovi bandi di concorso ATER per l'edilizia sovvenzionata per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Non cambia il limite di ISEE, che resta pari a 20.000 euro. Oltre ai canali tradizionali, consegna diretta agli sportelli ATER, invio tramite PEC o raccomandata, e alla possibilità di rivolgersi ai sindacati degli inquilini, gli aspiranti conduttori avranno a disposizione un'ulteriore modalità per presentare la domanda: il portale, al quale è possibile accedere dal sito ATER Trieste con l'identità digitale, SPID, carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Il nuovo bando, che si chiuderà venerdì 17 ottobre 2025, annulla i precedenti. Chi fosse interessato a partecipare deve formulare una nuova domanda. Infatti la graduatoria e l'efficacia del bando 2019 decadranno e non avranno più validità con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando 2025, che, considerati i tempi di legge, avverrà entro febbraio 2026. Per dare appunto dei numeri sulla disponibilità di alloggi di questo bando, vengono assegnati 110 già disponibili, che sono appunto frutto dei cantieri delle prossime opere di via Gradisca e via Gemona, via del Prato e via Scoglietto. Successivamente a questi c'è un ulteriore addendum, che appunto sono il riatto, verranno presi dal riatto di alloggi sfitti. Precedentemente il trend si attestava sui 200-220 alloggi assegnati annui. Avendo potenziato l'azienda all'interno dell'area tecnica di 2 nuove risorse, contiamo di portare questo trend a 250 già dal primo anno. Successivamente andremo ad attestarci attorno ai 300 alloggi annui.
E concludiamo con la pagina sportiva. Se la terza partita con Brescia di giovedì si giocherà al Palaverde di Treviso, sarà in zona blindata dalla polizia per evitare naturalmente scontri tra tifoserie. Sull'opzione Trieste pende ancora il ricorso CONI. Ci dice tutto Marco Stabile. Se si giocherà a Treviso sarà presumibilmente in una zona blindata dalla polizia per evitare scontri con la tifoseria del capoluogo della Marca, e quanto filtra da fonti della questura trevigiana dopo che la Lega Basket, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato come gara 3 della serie di quarti di finale playoff fra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste si giocherà al Palaverde. Nel pomeriggio ufficializzato anche l'orario, le 21. Il condizionale è però d'obbligo perché la Lega Basket, nel comunicato ufficiale diramato quest'oggi, si riserva ulteriori provvedimenti nel caso in cui il ricorso avanzato dalla società triestina al collegio di garanzia del CONI dovesse venire accolto, il che significherebbe in quel caso che la formazione triestina potrebbe disputare la terza partita al Pala Trieste. Al netto di questa possibilità e della contestuale assurdità rispetto alle tempistiche di risposta, ricordiamo che siamo a meno di 3 giorni dal match, domani a Treviso è previsto un comitato ordine e sicurezza per discutere dei provvedimenti relativi a possibili zone rosse, in cui inevitabilmente si dovrà decidere anche sulle misure di ordine pubblico per la partita. Da qui possibili provvedimenti stringenti su viabilità nella zona di Villorba e numero di agenti da impiegare in tenuta antisommossa per evitare che un match in campo neutro si trasformi in occasione di scontro per facinorosi. E per tutti gli altri approfondimenti sportivi, naturalmente anche sulla Triestina, vi rimando all'appuntamento alle 21:10 con il Caffè dello Sport. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.